Buongiorno ragazzi, sperduti in mezzo al nulla nella campagna, troviamo questa necropoli. Mi pare ci siamo passati già qualche altra volta di fronte, forse quando siamo andati nella zona della spiaggia, forse al ritorno, non mi ricordo. Comunque è una necropoli abbastanza antica. Adesso non mi ricordo bene il periodo di riferimento, quindi non vorrei dire un'idiozia e in questi casi preferisco starmi zitto. Vi faccio vedere un pochino l'ingresso, vi porto a vedere e poi in passata, ora chiaramente non possiamo entrare proprio nella necropoli perché è chiaramente un posto chiuso, come un museo, quindi bisogna fare un biglietto e non credo neanche che sia possibile filmare all'interno, quindi non lo so. Ve ne parlo perché ho avuto modo di parlare di questo posto con gli amici di Ghost Hunter 4 Mori e loro sono, oltre che essere appassionati di paranormale, sono dei ricercatori, sono anche appassionati di archeologia e storia, insomma. Quindi non sarebbe male fare un mix, unire le due cose e verificare, anche perché qua si tratta di un posto di sepoltura e potrebbe essere comunque interessante darci un'occhiata. Poi in passata cercherò di farvi vedere un Medau che è quello che dà il nome a questa necropoli, Islocis Santus, che sostanzialmente è un Medau antico che non ha mai smesso di essere abitato. Quindi ci sono le case che sono state reintonacate, sistemate, però sono sempre quelle di centinaia di anni fa, quindi è molto interessante da vedere, molto carino. Per ora chiudo qua e ci vediamo al cancello. Eccoci giunti al cancello. Allora, qua c'è un cartello che io non inquadrerò con un numero di telefono, poi però faccio la fotografia e la passerò agli amici di Ghost Hunter. Faccio vedere un po' l'interno com'è. Qua chiaramente c'è tutto un percorso da fare. Io ho avuto modo di visitare questo posto diversi anni fa da ragazzino e vi devo dire che è interessante. Ci sono molte tombe molto antiche e secondo me ne vale la pena. Ora io qua non ricordo assolutamente nessuna storia paranormale, quindi benché io tratti questi argomenti, niente, ok ragazzi? Qua l'unica cosa paranormale è la giornata, perché sta per venire fuori un diluvio. E io ho una caratteristica, so scegliere proprio le giornate giuste. Non so se si vede qua le calate d'acqua. E va bene. Qui vi faccio vedere un po' il panorama. Un po' buio, normalmente, insomma. Dai, siamo comunque nella zona tra Isorigus e San Giovanni Suergiu, sono quelle campagne. Precisamente, adesso forse l'indicazione è un po' sbagliata, piuttosto è la strada che porta la campagna tra Mazzaccara e Isorigus, che è un po' più chiaro così, ok? Adesso vi porto a vedere il paese, il Medau di Islocis Santus e speriamo di non riempirci d'acqua. Ci proviamo almeno. Sembra che siamo nati con la camicia, ragazzi. Ecco qua. Allora, questa non riesco forse a inquadrarla bene, però non so se si vedrà, spero. Ok, allora, questo è la tipica conformazione delle tombe che sono presenti in tutta questa zona. Qua abbiamo la fortuna che ce n'è una che è proprio sulla strada, quindi non so se conoscete la zona di Montessu. Chiaramente se siete sardi è probabile che l'abbiate già sentita nominare. Se siete di fuori vi consiglio di dare un'occhiata. Sono delle tombe note come Domus de Janas. Hanno questa conformazione particolare con delle stanze. Come vedete hanno la porta, l'ingresso, è quasi strutturata come un mini appartamento la tomba, è una cosa veramente particolare. Queste non sono a livello di quelle di Montessu, sono secondo me più antiche, però quelle di Montessu hanno la caratteristica invece che hanno delle forme particolari che ricalcano quelle di un teschio umano, sono veramente strane, meritano.
Qua comunque io mi ricordo che ho visto delle cose veramente carine, quindi per quanto possa essere carina una tomba, insomma. E adesso continuiamo per la strada per il paese. E dai, però, non ve lo potevo non far vedere questo. Dai, è un bel panorama. Qui davanti a voi l'isola di Sant'Antioco. Adesso non so se vedete, lì ci sono l'isola della Vacca, che è quella che abbiamo visto qualche tempo fa, e somigliava a una balena. E niente, qua continuiamo la salita e vediamo un pochino di arrivare. Poi nel paese cercherò di parlare un po' più piano perché chiaramente c'è gente all'interno e mi scoccia che si sentano osservati. Allora, dalla necropoli abbiamo preso una stradina abbastanza scoscesa, è una stradina tipica di campagna con molte rocce, molto piacevole da fare in mountain bike. E qui siamo all'ingresso del paese, siamo dalla parte che collega il paese agli scavi, perché poi ci sarebbe comunque anche l'ingresso sulla strada principale, che è quello che, se doveste venire a vedere questo posto, vi consiglio vivamente, perché comunque in macchina l'altra strada non è percorribile. Adesso in silenzio ci facciamo un giro dentro il paese, così vi faccio vedere, perché qua è proprio come tornare indietro nel tempo, ai tempi dei nostri nonni, ma nonni e bisnonni direi, è proprio vecchio sto posto, guardate. Ok, allora, eh, qua questi sembrano menhir, adesso non vorrei che fosse proprio qualcosa di moderno, ma non è detto. Insomma, vedete che è un posto davvero, davvero molto carino. Ora io ho visto dei cartelli proprietà privata. Onestamente non ho capito se si riferisse al giardino, perché sono tutti giardini ricoperti, cioè ricoperti, recintati, oppure se si riferisca proprio alla zona, perché qua comunque in strada non c'è, ecco qua, vedete, Slocis Santus, cioè è un paese, quindi non capisco come possa essere una proprietà privata, onestamente. Qui il percorso, qua continuiamo verso sempre la zona che è tutta archeologica questa. Qui, oltretutto, non mi ricordo bene da dove si passi, però c'è una roccia molto famosa che ha la forma di una testa di sfinge. È un po' controversa la storia. Ci sono quelli che dicono che sia effettivamente una testa scolpita e quelli che invece dicono che assolutamente no. Si tratta semplicemente di una formazione naturale che ricorda
questa sfinge per un fenomeno ottico. Onestamente sono più propenso a pensare che non sia una formazione artificiale, che sia qualcosa di creato dal vento, dalla pioggia, perché comunque qua le pietre sono tutte di quel tipo, se vedete, quindi è puro caso. Se non ricordo male è in questa zona, proprio su queste collinette, però ora onestamente non mi ricordo bene, quindi lasciamo stare. Questo è il paese da lontano. Ok, niente, per oggi mi sa che abbiamo concluso. Ci vediamo alla prossima, anche perché qua, se sentite, sta cominciando a diluviare. Me la farò sotto l'acqua, ragazzi. Alla prossima, ciao!